record europeo, record del mondo per l'olandese Marlene Beldois, 23 e 25. Beh, sono tempi straordinari questi, sia al record mondiale sia al record italiano, che era stato strappato dalla chiuso in diverse occasioni. Questo proprio era arrivato con la sua più alta affermazione internazionale, medaglia d'argento ai campionati europei di casa, quelli di Trieste e Vascacorta. Ultima serie, bisogna fare meglio del 25-41 di Beatrice Fassone per conquistare il titolo italiano della velocità nello stile libero. Bene la Letrari in mattinata al titolo sul dorso, bene anche la Buratto, che ha perso però di un solo centesimo dalla DMM 200 stile libero. Poi ci sono le ragazze giovani, oltre ovviamente la Ferraioli, la Sciarrini, classe 95, la Gializzi, classe 93. Dal basso verso l'alto contiamo insieme le corsie: Laura Letrari in quarta, Erika Buratto in quinta, Erika Ferraioli in sesta. Al centro corsia 4 per Laura Letrari, che fa valere la buona condizione con cui ha vinto al mattino il titolo nei 50 dorso. Si torna dalla parte opposta della vasca e in corsia 6 c'è il duello Erika Ferraioli con Erika Buratto, e alla piastra ad avere la meglio è proprio la Buratto, 24 e 76, un centesimo meglio di Erika Ferraioli. È un tempo che serve ad Erika Buratto per vincere il titolo, 24 e 76, che è un tempo più che discreto. Beh, un centesimo l'aveva punita al mattino, un centesimo le ha regalato il titolo al pomeriggio. Il suo conto personale perlomeno è in pareggio. Questo è il replay dell'arrivo, ultimi 5 metri, la Buratto è sotto, la Ferraioli era sopra in cuffia azzurra. Sinceramente impossibile definire un arrivo senza andare a vedere quello ufficiale, era talmente esiguo il distacco tra le due atlete.